Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto. Bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Bentrovati e buongiorno, l'avevo già anticipato prima, a Zuz Marzouk, che è qui con noi in studio. È tornato da poco dalla Tunisia, dopo 10 anni di espulsione dall'Italia in virtù della sua vicenda giudiziaria, della quale poi pure magari parliamo, ovviamente, come parliamo di tutto oggi con lui. E io lo ringrazio perché è la prima conversazione che fa da quando è ritornato in Italia con un mezzo di informazione. Sì, confermo. Comunque grazie anche a te per l'ospitalità. Ci siamo conosciuti diversi anni fa in occasione del processo di Cassazione, l'ultimo grado di giudizio, nel quale fu formalizzato il tuo cambio di opinione sull'intera vicenda. Tu in realtà la pensavi così già da prima, anche di questo parleremo. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno anche a Edoardo Montolli, che ho citato prima perché abbiamo parlato del suo libro e di una nostra intercettazione da noi artigianalmente registrata che aveva a che fare con un'indagine nella quale parlavano due magistrati di cose che trovate pari pari oggi sui giornali. Io ringrazio Edoardo Montolli. Buongiorno Edoardo. Buongiorno. Abbiamo citato prima il tuo libro, il caso Genchi, ma oggi partiamo da un altro libro fondamentale, Il Grande Abbaglio, che tra l'altro è a disposizione adesso anche in edizione aggiornata, no? In ebook. Sì, su tutti gli store è stata fatta una versione aggiornata con le scoperte che abbiamo fatto negli anni sostanzialmente. Con gli aggiornamenti necessari rispetto a quel 2008, era la data della prima uscita, no? Se non ricordo male. Sì, era all'inizio del processo, ecco. Infatti fu accolto da numerose polemiche, come credo Zuz Marzouk ricordi. Entrò anche nel processo quel libro là, Il Grande Abbaglio, nelle parole del pubblico ministero e altri, no? Sì. Allora, Edoardo... vorrei ricordare solo il passaggio. Sì. Il pubblico ministero Astori citò Il Grande Abbaglio dicendo che noi abbiamo secondo alcuni noi avremmo preso un grande abbaglio. In merito a cosa? In merito al fatto che loro avevano fatto sentire tutte le dichiarazioni di Olindo a Rosa e lui disse che era una calunnia, avevano fatto sentire soltanto alcune frasi, mentre nel Grande Abbaglio è riportato il verbale che attesta come invece i magistrati fecero sentire tutte le dichiarazioni di Olindo a Rosa Batti esattamente come avevamo scritto. E non era una cosa da poco, tra l'altro. Questa vicenda poi a questo punto ricompare anche nell'ultimo atto presentato dall'avvocato di Zuz Marzouk alla Corte d'Appello di Milano per richiedere l'assunzione di prove in vista della revisione del processo, cioè di riscrivere la storia processuale, perché il fatto che le confessioni siano state in qualche modo autocalunnie, questa è la tesi di fondo di questa richiesta, nasce anche da quello, dal fatto che evidentemente se tu fai ascoltare a lei quello che dice lui, è ovvio che poi le confessioni risultano coincidenti, come fu detto, tendono a coincidere. Ciononostante ci furono gli errori che tutti conoscono. Ci fu un altro passaggio in quelle confessioni. Furono fatte vedere le foto agli indagati, ma non venne verbalizzato. E il GIP che doveva confermarne gli arresti non lo seppe mai. Ma ce n'è parecchio, alla fine ce n'è parecchio. Ecco, allora, Edoardo, ti chiedo di fare a te la prima domanda da Zuz o di chiedergli qualcosa, perché io poi gli vorrei chiedere invece di ripercorrere l'intera vicenda fin dall'inizio. Stavamo dicendo prima dell'inizio della trasmissione, questa vuole essere una chiacchierata molto libera, molto sciolta, che io mi ricordo benissimo il giorno della rassegna stampa all'indomani della strage di Erba, quando il suo nome finì sui giornali come l'autore della strage, no? Sì. E memore di un fatto che era accaduto poco prima, cioè il delitto di Novi Ligure, no? Erika e Omar, dove fu data la colpa, dissero loro, degli albanesi, a caldo. Io ebbi tutti i dubbi del caso, perché nella notte è successo questo fatto, in tarda serata. La mattina dopo sui giornali troviamo il nome e il cognome di una persona che però non si trova, non c'è, e oltretutto, diciamo, viene fuori abbastanza velocemente quella mattina che lui è in Tunisia, quindi si capisce che non poteva essere lui, e quindi alla fine quella mattina lì, prima di sapere che lui fosse effettivamente in Tunisia, io mi ricordo che non credetti ai titoli dei giornali di quel giorno lì, no? Ma c'era una sostanziale differenza rispetto alla vicenda di Novi Ligure e di Erika e Omar, che in quel caso erano stati i ragazzi a depistare le indagini, no? A dire sostanzialmente che erano stati degli extracomunitari. In questo caso la vicenda è molto più
pregnante, perché fu il procuratore Lodolini la sera della strage a dire che stavano cercando Azzuz, quindi non un possibile indagato, ma il procuratore capo di Como. Se non che quando venne fuori che Azzuz in realtà si trovava in Tunisia, il caso divenne di dominio internazionale e la vicenda della strage di Erba portò l'Italia ad essere accusata di razzismo da ogni parte del mondo. Questo è un passaggio molto importante per quello che riguarda gli atti successivi dell'inchiesta, perché sostanzialmente vennero messe molte più persone a indagare sul caso, molti più magistrati, e soprattutto la pressione mediatica si fece fortissima. Io credo che questo abbia influito moltissimo nel commettere quello che io credo sia un errore giudiziario, come ho scritto da sempre, portando all'arresto e alla condanna di Olindo Romano e Rosa Batti. Cioè tu dici quella pressione mediatica poi contribuì a cercare di risolvere la vicenda in maniera rapida, diciamo, il più rapida in maniera possibile. rapida, su questo non ci piove, questo è assolutamente certo. Una pressione mediatica come non mai, come non era mai accaduto in precedenza. La Corte era continuamente affollata, ma purtroppo assediata anche... dai giornalisti. Scusa Edoardo, ma purtroppo con la pressione mediatica che stiamo facendo noi non siamo riusciti a riaprire il processo. Questo è il punto alla fine. Io sento male. No, diceva Azzuz che la pressione mediatica ha funzionato all'inizio. In quella direzione. La pressione mediatica di oggi non riesce a far riaprire il processo. Vedi il tuo libro, le Iene, eccetera. Ma scusa, bisogna pensare soltanto a questo fatto qua. Il fatto che Frigerio avesse riconosciuto la prima volta una persona olivastra, non lo si seppe subito. Lo scrivemmo io e Felice Manti sul giornale nel novembre del 2007, 11 mesi, 12 mesi dopo i fatti. Sì. Ciò significa che per un anno il caso era già stato dato per chiuso, quindi per tutta l'Italia Olindo e Rosa erano i colpevoli molto prima che iniziasse il processo, tanto che fu fatta addirittura un libro e una fiction sulla vicenda. È tutto strano. Edoardo, io dico solo una cosa: il processo non è ancora stato fatto, non è stato fissato né data né niente. Come fa un pubblico ministero a dare l'autorizzazione di cremare la mia ex suocera Paola Galli? E già lì ti fa capire che già la sentenza era prescritta alla fine. Hai capito? Quindi neanche gli avvocati loro avevano la possibilità di chiedere di fare certi esami sul corpo della signora Paola. Quindi è tutto strano. Edoardo. Sì, ci sono degli aspetti da considerare, che in quei frangenti che sta citando Azzuz Marzouk, la difesa non era rappresentata dalla difesa attuale, ma era rappresentata dall'avvocato Troiano, il quale aveva come assistiti 2 rei confessi, e il caso era sostanzialmente dato per chiuso. Come si sia arrivati poi alla confessione, credo di averne scritto a lungo, e credo che continuerò a scriverne nelle prossime settimane, perché naturalmente ho continuato a fare indagini sugli atti, indagini giornalistiche naturalmente sugli atti, e credo che avrò modo di scrivere nelle prossime settimane ancora a lungo sul modo in cui si arrivò alla confessione di Olindo e Rosa. Allora Edoardo, tu cosa vuoi chiedere innanzitutto ad Azzuz qua in studio? Guarda, a dire la verità, come lui può confermare benissimo, io in tutti questi anni non l'ho mai cercato per fare un'intervista, perché io ho sempre ritenuto che purtroppo non potesse aiutare in questa vicenda nel raccontare come andarono realmente le cose, proprio perché ho sempre pensato che lui non ne sapesse niente su quello che in realtà era successo. La cosa che però vorrei che fosse chiara, che lui chiarisse definitivamente, che non è che Azzuz Marzouk cambiò idea alla vigilia della Cassazione. Certo. Questo è un punto importante. E ci fu un episodio molto particolare, molto specifico, chiarito dalla polizia penitenziaria di Gevano, al quale
con un fax inviato al tribunale, alla procura, disse che lui aveva dei forti dubbi sul fatto che i responsabili fossero Olindo Romano e Rosa Batti. Stiamo parlando del 2008, sì, prima della sentenza di primo grado. Il problema è che successivamente, quando venne chiamato sul banco dei testimoni, Azzouz negò. Ecco, io vorrei che al limite potesse chiarire questo, perché negò all'epoca, ecco, che non aveva più dubbi. In parte lo avevi già raccontato, però sì, questo è un punto importante sicuramente, no? Perché tu sei in carcere. Ero in carcere. Per vicende di cui poi parliamo magari, e a un certo punto tu dici: oh, io sono convinto che non c'entrano niente loro due, e comunichi, e ti chiamano. Quindi mi hanno chiamato sul banco prima della sentenza, il giorno della sentenza, prima della sentenza. E a quel punto tu dici: ritratto, cambia opinione, diciamo così. Fu chiamato sul banco, poi ho cambiato versione. Per motivi che ho già citato in una trasmissione, sì, che ero costretto, in quel momento lì ero in carcere, ero da solo, senza nessuno, senza l'appoggio di nessuno. Arrivò questa lettera dal carcere di Vigevano, dal pubblico ministero, e il pubblico ministero chiamò il mio avvocato, ex avvocato, Propescovino, e gli disse delle cose. Non voglio entrare nel merito. Poi viene il mio avvocato e mi dice: deve salire lì e deve negare tutto, perché se no è peggio per te, in sostanza. Più o meno così. Sì. Edoardo. Perché c'era in mezzo l'espulsione e tutto, e noi stavamo facendo ricorso alla Cassazione per togliere l'espulsione e tutto. In quel periodo già hanno iniziato a negarmi tutto, sia permesso di soggiorno, la richiesta del permesso di soggiorno, la richiesta del... Ecco, ma facciamo... Ecco, fermiamoci un attimo, poi lascio la parola anche a Edoardo su questo punto che è indubbiamente importante. Se invece tu avessi potuto parlare liberamente, che cosa avresti detto? Avrei detto chi sta uscendo adesso fuori, perché i cose che non tornano, tutti i punti che non tornano. Tu li avevi già chiari allora, quei punti lì? Li avevo chiari e li sto approfondendo ancora ora, nel senso, capito? Però Edoardo perché prima... sai una cosa? Edoardo prima diceva, guarda, io sono sicuro che Azzouz non sa niente delle cause vere di questa tragedia, di questa strage, no? Forse ha delle idee, sì, certamente le avrà, sì, però diciamo non è, diceva Edoardo, una persona che può raccontarci, perché non ne sa nulla. Tu sei stata una vittima alla fine di questa strage, no? Per poche persone. Una vittima. Appunto. Però di fatto è così. E dall'altra parte però tu cosa sapevi allora? Cosa avresti detto ai giudici? Guardate che non sono stati Rosa e Olindo. Perché? Perché le indagini erano gestite malissimo, perché si era capito, perché alla fine gli unici che erano indagati... Tu già al termine del processo di primo grado avevi capito questo? Io e la mia famiglia gli unici a essere veramente indagati è Rosa e Olindo. E come noi ben sappiamo ci sono altri. Quindi era di tipo, non lo so, guidata, manipolata, non lo so cosa, dire la cosa, hai capito? E si era ben capito, perché ci sono parecchi punti verbali, sono scritti, verbali ci sono. Io parlo di verbali, non parlo di cose che mi sono svegliato il giorno dopo, ho detto no, guarda immaginato. Che no, verbali, contraddizioni, parecchie contraddizioni che ti portano a insospettare di come erano andate le indagini, che nel corso degli anni sono diventate certezze per me, e spero che lo siano a poco tempo anche per la procura di Milano. Ecco, Edoardo, hai capito perché lui dice io ho cambiato versione una volta chiamato certo, là? Ma certo, mi sembrano accuse piuttosto gravi, che io vorrei che qualcuno decidesse di approfondire, sia che queste siano vere, sia che non lo siano. Ma io ho chiesto, mi pare che siano... Ho chiesto di essere sentito, e lo faccio questo appello da questa sede qua, da questa radio, di essere sentito.
Certo, e non ho problemi quello... di essere sentito alla fine, non ho nessun problema di essere sentito. Tu lo chiedi di essere ascoltato dalla Procura di Milano, no? Sì, no, certo. Volevo dire questa cosa nel dettaglio. Quello che appunto sta dicendo adesso Azzuz è esattamente quello, la ragione per la quale io non l'ho mai sentito, e cioè le sue convinzioni che lui ritiene di avere adesso, o che riteneva di avere all'epoca, le aveva sulla base di quello che ha letto nelle carte. Sì. Per quello io non ho mai avuto la necessità di doverlo contattare, perché appunto le carte le avevo lette. Non so se mi spiego. Sì. Io ritenevo che lui non potesse fornire elementi in più che non fossero nelle carte. Ecco, questo ed è la ragione per la quale io non l'ho mai cercato per un'intervista, perché non credo che non potesse offrire elementi in più rispetto a quelli che emergevano dagli atti stessi dell'indagine, e che tuttavia sono stati inspiegabilmente trascurati, perché non hanno mai nemmeno tentato di chiarire queste vicende che emergevano fortemente dalle carte. Azzuz, qual è la cosa, diciamo, che in tutta questa vicenda, o le cose che in tutta questa vicenda ti hanno indotto a considerare che la verità non è questa? Le cose più eclatanti, più evidenti, secondo te? Le cose evidenti? La confessione loro, la descrizione. Ecco, poi partiamo da lì. Tu li conoscevi bene, no, i due, Olindo e Rosa, li conoscevi piuttosto bene? Io ti dico solo una cosa, ti confido una cosa. Il giorno che hanno annunciato l'arresto di Rosa e Lindo, ve lo giuro sui miei figli che non ci ho creduto che sono loro. Ve lo giuro su Dio, è una sensazione che ho detto, ma sarà vero? Perché conoscendoli non possono arrivare a così tanto. Perché quella è una cosa... Perché alla fine sono futili motivi che ti portano ad ammazzare un bambino che puoi evitare alla fine, perché tu ce l'hai con Raffaele, tipo, no? E poi c'era presente la signora Paoli, quindi un testimone lo togliamo. Però il bambino in buio, al buio, in fondo a casa l'hanno trovato sul divano, cosa poteva dire quel bambino lì? Alla fine non poteva neanche dire, no, non avrà visto nulla sicuramente, e quindi perché farlo? Il perché farlo, come ho detto, si parte dal bambino per capire parecchie cose, quello che sto dicendo io. Poi oltre alla testimonianza, alla confessione loro, ce ne sono altri, ma migliaia di motivi che ti portano a pensare che non siano stati loro, perché le contraddizioni loro delle confessioni, la luce, i siriani, i miei vicini siriani di casa che abitavano sotto, che dicevano di aver sentito più passi che prevenivano dal mio appartamento di più persone già alle 5:30 del pomeriggio. La traccia di sangue della Cherubini che si trovava nel corridoio, che la costruzione della procura di Como dice che fu lei per ultima ammazzata. E cosa ci fa sul sangue nel corridoio di casa mia? Andando verso il balcone, che dà sulla via e esce fuori sulla strada. Dove tra l'altro la posizione della macchina, come era trovata la Lancia K, con la porta aperta, la statura di Olindo passa e non lascia neanche un segnino di sangue, come è tutto strano, è tutto strano, è tutto. Il palmo della Cherubini che fa capire che non stava scappando dall'aggressore, come si era costruito, come hanno fatto la costruzione di come sono andate le cose, perché il palmo si vede benissimo di una persona che stava salendo il gradini piano piano. Sì, tutte le cose che non tornano, Edoardo le ha messe in fila insieme a Felice Manti nel libro che abbiamo citato prima, no? C'è un dettaglio che dice Azzuz che secondo me è uno dei più rilevanti, anche ascoltando alcune bizzarre trasmissioni televisive che si sono dedicate alla vicenda negli ultimi tempi, e cioè si insiste sul fatto che Olindo e Rosa raccontavano dettagli che solo gli assassini potevano conoscere. Quello che ho sempre scritto è che
in realtà, avendo guardato le foto, potevano conoscere questi dettagli sia gli assassini che quelli che avevano guardato le foto. Sicuro. Dopodiché ho cercato di chiarire definitivamente un passaggio, che loro potevano raccontare quei dettagli esclusivamente guardando le foto, perché nemmeno gli assassini potevano raccontare quei dettagli, per una ragione molto semplice, che la luce era stata staccata alle 17:40 in quella casa, nel corridoio a sinistra dove sono avvenuti i delitti, alle 8 di sera dell'11 dicembre 2006. Era buio pesto, non si vedeva assolutamente nulla, ma neanche a 20 centimetri. Quindi il problema è che non solo non potevano individuare dove avevano colpito, ma non potevano nemmeno lontanamente dire come erano vestite le vittime e quali fossero i colori dei loro abiti, a meno che non avessero visto le foto. Questo vale per tutti, per chiunque abbia colpito. Per questo i dettagli raccontati nelle confessioni sono ciò che più scagiona Olindo e Rosa, perché gli assassini non potevano vedere nulla in quei frangenti. Ma un altro passaggio, Edoardo, che anche per me è fondamentale: lo schizzo di sangue di mia moglie che si è trovato nella porta dietro, che ti fa portare che l'aggressore era già dentro, interna della porta, che ti fa capire che l'aggressore era dentro casa, lei appena entrata è stata colpita. Sì, questa infatti è una delle conclusioni del grande abbaglio ancora nel 2008, quando ancora non avevo parlato delle fotografie, e la testimonianza dei siriani veniva messa in collegamento proprio con questo aspetto dello schizzo interno. Sì, io non ho avuto l'occasione di leggerlo, ti dico la verità, però io ti sto dicendo per far capire che ho letto le carte, certo, non bene, ma li ho letti. Sicuramente faccio fatica anche a capire certi termini tecnici, quindi faccio fatica, però ho iniziato a leggere, non come fu detto in una trasmissione che Azusi è andato a recuperare i documenti da Tropescovino, che lui diceva di aver letto le carte, ma io sono andato a Tropescovino, questa è una parentesi che apro, per recuperare tutta la documentazione di tutte le cose mie, per cui il processo di droga che ho intenzione di chiedere la revisione, così si toglie una volta per sempre che il Azuso marchio viene, di spacciatore. il marchio di spacciatore, perché io non ho mai spacciato, questo che deve essere chiaro, non ho mai spacciato, ma sono stato condannato, e questo poi sarà la procura a vedere e a verificare. Allora, dobbiamo fare un breve stacco, poi riprendiamo subito. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E lucevano le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare.
Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Allora, rieccoci in onda. In studio con noi c'è Azuz Marzucchi, in collegamento telefonico abbiamo Edoardo Montolli e poi tra un po' apriremo anche le linee telefoniche per chi vorrà intervenire. Allora, Edoardo, nell'atto che io ho citato prima, cioè nella richiesta che ha fatto Azuz alla Procura Generale di Milano di assumere delle prove, di sentire delle persone per proporre un'istanza di revisione della vicenda processuale relativa alla strage di Erba, c'è un elenco di persone che vogliono essere, che si chiede di essere, che Azuz chiede tramite il suo avvocato Luca Dauria di ascoltare, di sentire, oltre a se stesso, la madre, l'avvocato Pietro Troiano, l'avvocato del povero signor Frigerio Manuel Gabrielli, l'ex comandante dei carabinieri di Erba, il luogotenente Luciano Gallorini, che è un'altra figura molto importante in tutta questa storia delle indagini, no? Centralissima. Sicuramente. Una persona che può dire tanto, diciamo così. Secondo me sì. Una persona che fa delle cose anche importanti, Edoardo, da un punto di vista dell'indagine, no? Tutti gli esami. Non dobbiamo dimenticare che è colui che a colpo d'occhio individua Olindo come un sospettato numero 1. Ma col naso no. Sì. Ma col naso no, non ha sentito l'odore di bruciori che c'era a casa mia, il fumo che c'era a casa mia. In che senso dici? In che senso lo dici, Azuz? Che ha mandato a fuoco il mio appartamento, il minimo, poi ricordiamo che loro non hanno fatto la doccia, hanno detto Lindo e Rosa, quindi in teoria devono aver la puzza di bruciato c'era. E lui con l'occhio ha visto, ma col naso non ha sentito. Fosse solo quello, no, Edoardo? Mi sembra un'osservazione interessante. Io l'unica cosa che posso dire in merito a questa vicenda rispetto a quello che ho scritto innumerevoli volte sull'oggi, sul lavoro svolto dai carabinieri di Erba, è questo fatto che nel momento in cui il comandante Gallorini va il 20 di dicembre da Frigerio a chiedergli se l'uomo olivastro gigante più alto di lui è mai visto prima, non potesse essere che il vicino di casa bianco e più basso, glielo chiede 9 volte, se fosse Olindo, non c'era alcun elemento che portasse nei confronti di Olindo Romano e di Rosa Pazzi. Questo perché nel rapporto del 16 dicembre dello stesso comandante era già stato escluso che sugli tracci rinvenuti all'interno della lavatrice ci fosse del sangue. Quindi noi avevamo un testimone che portava in direzione di extracomunitari d'etnia araba. Avevamo 2 testimonianze che collimavano con il ricordo di Frigerio, cioè quello di Fabrizio Manzeni e quello di Ben Brahim Cenkum. Sì. Eppure il comandante tenne, per esempio, le testimonianze di Cenkum a Erba, nonostante non ci fossero ancora indagati, e andò da Frigerio chiedendogli appunto questa cosa oggettivamente curiosa, e cioè se una persona olivastra mai vista prima è più alto di Frigerio, non potesse essere che il vicino di casa notissimo, bianco, è più basso di lui. Ecco, questo è un dettaglio che io vorrei cercare di capire nel momento in cui ci fosse davanti a me il comandante, perché certo l'idea che lui abbia riconosciuto Olindo dagli occhi è un'idea che mi lascia piuttosto ma non solo te, non sono Edoardo, per le indagini lombrosiane, diciamo. Ma non solo te che vuoi capire questa cosa qua, e non solo quella cosa lì, alla fine parecchie sono le cose che debba essere fatta chiarezza, secondo me, dal luogotenente Gallorini. Ecco, ha citato prima, Edoardo, 2 persone, no? Cenkum, Ben Brahim Cenkum e Fabrizio Manzeni. Sono 2 testimoni oculari, cioè dicono di aver visto delle cose immediatamente nel momento della strage. Uno di loro ha riconosciuto una persona. Solo questo, 2 persone che non si conoscono e che forniscono la medesima versione da 2 punti di vista diversi. Perché il signor Manzeni di Erba li vede dalla sua casa, che è
dall'altra parte della strada rispetto al balconcino dell'appartamento di Azusa e Raffaella, che dà sulla strada medesimo e sul quale la difesa ha ipotizzato sia avvenuto da lì il salto per saltare giù in strada, per fuggire dalla strage, perché nessuno ha visto nessuno all'interno della corte, anche questa è una cosa incredibile, no? L'abbiamo sempre detto, dove c'erano 1000 occhi e nessuno vede Olindo e Rosa che tornano indietro e attraversano la corte. Alle 8 di sera. Molto più con tutti che guardano, che c'era già il fumo e andava c'era fuori. Anche la moglie del soccorritore che sbatteva non lo so cosa dopo aver mangiato la tovaglia. Questo è Manzeni che esce a sbattere la tovaglia dall'altra parte della strada e vede delle persone che sono perfettamente coincidenti con quello che racconterà invece da un altro punto di vista, perché viene dalla piazza Cenkum, no? Allora, Edoardo, com'è che 2 testimoni oculari riescono a non essere sentiti in nessun grado? Ma uno di loro ha riconosciuto una persona che ha visto quella sera. E poi ne parliamo, perché uno di loro, Cenkum, ce l'hai accompagnato tu. L'ho accompagnato io per essere sentito, perché lui mi ha riferito quelle cose lì. Io gli ho detto: guarda che non sono io l'investigatore, se veramente ci tieni. Lui mi ha detto: lo faccio senza problemi. Di qui si tratta di un bambino e di 3 persone che sono state ammazzate, vado e deposito la mia testimonianza. E nell'entrare in caserma c'erano delle persone e lui riconosce quello che ha visto quella sera. E lui riconosce uno di loro. Subito si è girato con un viso che è diventato tutto bianco, tutto in botto, mi dice: e questa è la persona. E lui non conosce chi è quella persona che ho visto quella sera. Lui non l'aveva mai vista, se non quella sera. Solo quella sera. E non lo conosci chi è. E ve lo garantisco e ve lo giuro sulla cosa più cara che io ho, chi non lo conosce. Nel verbale, Edoardo, aiutami, no? C'è scritto che questa persona che Cenkum vede è il fratello della morta, cioè il fratello di Raffaella, che poi si capirà che è Pietro Castagna. Sì, la cosa, ribadisco, la cosa curiosa non è quello che dice Cenkum, è il fatto che anzitutto appunto viene verbalizzato il fratello della morta senza che qualcuno dica chi. Appunto. La seconda cosa è che questa testimonianza non venga approfondita e venga tenuta a erba e depositata in procura soltanto il 15 gennaio, nonostante al momento non ci fossero indagati. Cioè dopo le confessioni. La seconda testimonianza di Cenkum è del 25 dicembre, Olindo sarà iscritto sul registro degli indagati il 27. Ecco, il motivo che non si capisce è perché sia stata trattenuta a erba. E quello che ho detto io all'inizio, che le indagini erano rivolte a, non lo so. Ecco, io voglio precisare questo, che il comandante dei carabinieri di Erba disse in aula di aver svolto dei lavori sulla testimonianza di Cenkum e lavori che escludevano di aver fatto verifiche. Di aver fatto delle verifiche. In realtà agli atti non esiste alcun verbale o alcuna traccia di alcun lavoro svolto dai carabinieri di Erba sulla testimonianza di Cenkum. Testimonianza di Cenkum che sarebbe potuto essere ascoltato, cioè Cenkum si poteva ascoltarlo perché era in carcere a Modena. Era in carcere. Mentre invece fu detto che era non si poteva rintracciare, non si trovava più, chissà dov'era. Ma si erano gli stessi carabinieri di Erba a arrestarlo, a portarlo in carcere. Edoardo, come può essere che un testimone oculare te lo fai scappare così a processo? Ma non le ha fatto scappare. Compreso, tra l'altro, altra cosa secondo me incredibile, com'è che il vicino, o meglio, quello che sta di fronte, che vede le stesse cose, non viene mai ascoltato neanche lui? Manzeni? Sì. Perché non viene ammesso fra i testimoni? Io queste sono le domande che mi pongo da anni, no? Questo è una cosa alla quale è pensabile, scusami Edoardo, in un paese civile è pensabile che in un processo di questo genere, per una strage tra le più atroci della storia della Repubblica Italiana, e non solo della Repubblica probabilmente ma anche del Regno, non si ascoltino 2 testimoni, uno dei quali sai dov'è, è in carcere, e mi dici che non è vero, che non sai dov'è, e non capisco il perché tu mi dica una bugia, posso dirlo? Edoardo, si può dire che è una bugia quella? Non lo so, magari semplicemente non l'hanno cercato. O non l'hanno cercato semplicemente, quindi senza, peggio ancora. Quindi diciamo, e dall'altra parte uno che ce l'ho lì di fronte a casa e mi dice che non può testimoniare. Un testimone oculare non può testimoniare. Sì, ma voglio dire questo, che alla difesa furono tagliati oltre 50 testimoni. No? 70. Questo è un processo. 74 testimoni che sono stati tolti. Sì, che come posso dire, è un processo che presenta innumerevoli anomalie.
alcune delle quali ho avuto modo di scoprirle personalmente, in merito soprattutto alle intercettazioni scomparse dell'Indo Romano e Rosa Bazzi e soprattutto del testimone Frigerio. superstite Mario Frigerio. Questo è un capitolo interessante, no? Aduse, è importante questo capitolo. Sicuramente. E questo che mi ha portato a dire all'inizio che era già prescritta la condanna di Olindo e Rosa, perché non lo so, non vorrei dire altro prima di... Allora, Edoardo, torniamo su questo punto che fa parte anche delle integrazioni al tuo libro, no? Al Grande Abbaglio, Sì. Nell'ultima edizione, adesso disponibile in ebook, lo ricordo per chi ci ascolta. Ecco, qui c'è il punto chiave delle intercettazioni mancanti, che è una cosa che hai scoperto tu, sostanzialmente, facendo un certosino lavoro sui brogliacci e sugli audio, no? Allora, cosa succede? Che quando purtroppo la gran parte di queste intercettazioni scomparse le scoprì alla vigilia della Cassazione, quando ormai i giudizi di merito erano conclusi. Erano conclusi. Ecco, che cosa ha scoperto esattamente e che cosa sappiamo oggi? Perché a un certo punto c'è anche un altro fatto che insomma dà a che fa pensare e lo dico in maniera estremamente sintetica, che quando la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi chiede le intercettazioni nel loro complesso, vengono fornite da una determinata società, no? Che non è la stessa società che le ha realizzate. Sì, esattamente. Le intercettazioni su Mario Frigerio vennero svolte dalla società di intercettazioni SIO, mentre loro ricevettero dei dischetti con le intercettazioni di un'altra società di intercettazioni che è la Waylog. Sì, il motivo lo ignoro tuttora. Com'è che già questa è una cosa abbastanza anomala, no? E comunque queste intercettazioni fornite dalla società che non le ha fatte, ma che evidentemente le ha trattate in qualche modo, le ha, diciamo, e le fornisce agli avvocati, sono intercettazioni mancanti, dove guarda caso mancano giorni essenziali, i giorni in cui per esempio Frigerio cambia opinione. E anche i giorni in cui era in educazione, io credo, rieducazione con il dottore, con lo psicologo, che doveva capire se era affidabile o no sto uomo. Sì. Poi abbiamo saputo recentemente, Edoardo, dal professor Sartori di Padova, che il quadro clinico del signor Frigerio era il contrario di quello che noi abbiamo sempre pensato, cioè che col passare dei giorni dalla strage, che lui ha respirato tanto fumo, era intossicato, eccetera, il suo quadro era in peggioramento, cioè più passavano i giorni e più lui era confuso, non più chiaro. Sì. No? Quindi quello che lui dirà a 15 giorni è peggio, diciamo, è meno pulito, è meno chiaro, è meno giusto, è meno vero di quello che lui dice subito. Cioè quello più vero è quello che lui dice subito. Vorrei che fosse chiaro, che fosse chiaro un passaggio, no, importante sulle. Però ascolta, partiamo dall'inizio, scusami se ti interrompo ancora, ma questa cosa delle due società, ascoltami, io sono un avvocato, chiedo le intercettazioni che non sono neanche entrate nel processo di primo grado. Ecco, questo è il passaggio fondamentale, no? È quello che volevo dire. Allora, punto 1 te lo lascio commentare. Su migliaia di intercettazioni del testimone che non ha svolto la difesa, ha svolto l'autorità giudiziaria, ok? No? Su migliaia di intercettazioni, al dibattimento ne vengono ammesse 2 su migliaia. Una è quella del 20 dicembre, in cui Gallorini fa 9 volte il nome di Olindo al testimone. Quando lui in aula nega di averglielo fatto e la difesa chiede che venga fatta sentire in aula quelle intercettazioni, la cosa viene negata. L'unica intercettazione dunque che viene fatta sentire è un'intercettazione con un audio modificato, involontariamente modificato, scriveranno i giudici d'appello, nel quale Frigerio, mentre descriveva un uomo olivastro, diceva è stato Olindo, ma diceva è stato Olindo con un audio modificato, perché la frase esatta è stavano uscendo, ok? Quindi delle migliaia di intercettazioni del testimone Frigerio ne viene fatta sentire una soltanto al dibattimento con un audio modificato. Questo è il primo passaggio da tenere bene a mente. Okay. La seconda cosa, come io vengo a scoprire queste intercettazioni scomparse? Da un fatto molto preciso che era accaduto alla vigilia dell'appello, e cioè la stragrande maggioranza delle intercettazioni di Frigerio vengono considerate non utili, quindi non trascritte letteralmente. Okay? C'erano tuttavia 2 che la difesa a quel punto provò a portare in appello, ma vennero respinte in quanto giunte fuori termine. Cosa voglia dire? Non lo so.
Però erano due intercettazioni cruciali perché riguardavano il 22 dicembre e il 24 dicembre. Sì. Il 22 dicembre, due giorni dopo l'incontro tra Gallorini e Frigerio, che avrebbe fatto, come possiamo dire, ricordare tutto a quel punto a Frigerio, come testimonierà lo stesso Frigerio in aula, l'avvocato di Frigerio va nell'ospedale a trovarlo il 22 dicembre e parlano per 20 minuti. L'avvocato Gabrielli. L'avvocato Gabrielli. Parlano per 20 minuti di quello che è accaduto e Frigerio in quell'occasione non ricorda assolutamente nulla. Per 20 minuti Gabrielli prova a fargli ricordare qualcosa e lui non ricorda nulla, ma noi dalla testimonianza in aula sappiamo che lui da 2 giorni avrebbe già riconosciuto tutto. Ce n'è un'altra del 24. In quella del 24 i figli annunciano a Mario Frigerio che il 26 sarebbero arrivati i magistrati da lui. E lui ai figli dice di non aver nulla da dire ai magistrati. Il 24. Ora, la domanda che io mi posi per un anno è cosa poteva essere accaduto tra il giorno 24, quando lui diceva ai figli di non aver nulla da dire ai PM, e il giorno 26, quando invece arrivano i PM e lui fa subito il nome di Olivetti. E uno dice, scusami se ti interrompo, bene, a questa domanda io la risposta ce l'ho. Ascolto le intercettazioni di quei giorni lì. Perfetto. E non emergeva nulla, finché non mi accorgo di un dettaglio. Riascoltando in continuazione questi audio, mi accorgo di un'intercettazione del 26 pomeriggio di 1 ora e mezza, dopo che Frigerio ha riconosciuto con i magistrati Olindo Romano. E a parlare ci sono gli zii con Andrea Frigerio, il figlio di Mario Frigerio. E Andrea che cosa dice? Dice, ieri mattina vengo qui, non ci sono i carabinieri fuori dalla porta che stavano piantonando per sicurezza il testimone. Non sono fuori, ma sono dentro. Dove erano? Erano dentro a parlare con lui. Col papà, questa con cosa Mario. A me non tornava, no? Perché non si è mai saputo una roba del genere. Allora io svolgo il brogliaccio, torno indietro e mi accorgo che il giorno 25 mattina Andrea Frigerio era giunto in ospedale alle 7:03. E quando entra nella stanza del padre si accorge che il padre era senza collarino, ma la prima cosa che gli dice è: erano dentro a parlare con te e si sentono dei passi di persone che stanno uscendo. Evidentemente si riferiva a quello che aveva detto il giorno dopo agli zii, cioè al fatto che i carabinieri erano dentro la stanza con lui. E allora dico, vediamo che cosa c'è prima. Il problema è che prima non c'è niente, non risulta nulla, né sul brogliaccio né agli audio, ma sicuramente un audio ci deve essere. Dalle 7:20 fino alle 7:03. Ci sarebbe dovuto essere l'audio della chiacchierata fra i carabinieri e il signor Frigerio. Esatto. Per capire chi sono anche i carabinieri che erano dentro. Chi è andato effettivamente, no? Chi sono? Sì, e questa cosa non si è mai saputa, ma non solo non è negli atti, ma viene addirittura negato che esistano degli audio, ma questo non è possibile, perché dicono, la risposta che c'è stata è che potevano non funzionare le microspie, ma questo non è possibile, non è che non funzionano solo nei momenti, solo per 20 non minuti. funzionano soltanto in quella fase, ma poi soprattutto se non funzionano le microspie tu lo devi attestare in un verbale, non è che possono andare a fatti loro. Devi scriverlo. Ma questa è una, perché poi che cosa succede? Vado avanti a sentire le intercettazioni tutte non utili e mi accorgo che a un certo punto il giorno 27 arriva il neurologo dell'ospedale Claudio Cetti che fa un test a Frigerio inviato dai PM, perché i PM non si fidano del ricordo di Frigerio e vogliono avere, come posso dire, il conforto di un medico, no? E quando lui vede che Frigerio non sa fare dei conti, non sa da quanto tempo è ricoverato, eccetera, dice: torno domani. Benissimo, anche lì svolgo il registro delle intercettazioni. E dico, vediamo adesso quando arriva. Da pochi minuti prima che arrivasse il dottor Cetti, ossia dal 28 dicembre, le intercettazioni spariscono fino al 3 di gennaio, senza che ci sia alcun verbale, ok? Senza che ci sia alcun verbale. Dopodiché le intercettazioni spariranno ancora a partire da 2 giorni prima dell'arresto di Olindo Rosa, cioè la 6 gennaio, per riprendere con una sola intercettazione il 12. Intercettazioni che è impossibile che esista, per la semplice ragione che erano terminate il giorno 11. Quindi che cosa sia accaduto in queste intercettazioni non lo so. Di sicuro non è possibile che a un certo punto non funzionassero e loro non lo abbiano scritto a verbale, perché se non funzionano tu lo devi scrivere a verbale.
Certo. Sì, ma funzionano, per loro funziona quando è comodo per loro. Funziona poi da solo. Ma questo quando è comodo mi viene in mente un'altra cosa, Edoardo, perché a un certo punto, storia più recente, gli avvocati di Rosa e di Olindo chiedono, a quel punto, visto che ci sono queste anomalie che tu ci hai appena raccontato, beh, allora andiamo a esaminare il server dove sono contenute le intercettazioni, no? Sì. E viene fuori questa storia che ancora non si è capita, che in realtà le intercettazioni fornite alla difesa, quelle che mancano, che sono incomplete come hai testimoniato e documentato inconfutabilmente tu, quelle lì sono fornite da una società, ma quella che le aveva fatte è un'altra società. Allora ci manca un pezzo. Come dalla prima società che le ha fatte alla seconda si passa alla seconda? E terzo punto, la procura, la Corte d'Assise di Como risponde agli avvocati di Rosa e Olindo: guardate che in ogni caso sugli originali, mettiamo così, le mani non ve le facciamo mettere perché potreste entrare nella privacy di altre persone, di altre indagini. Quindi voi non potete più esaminare la privacy di altre persone, ma la libertà di due persone, forse innocenti, che sono dentro, non conta nulla. Appunto, questa è una domanda sensatissima. 13 anni di carcere non contano, e questo alla fine. Cioè gli avvocati chiedono a questo punto, visto che ci sono queste anomalie, di esaminare gli originali, che sono adesso contenuti nel server della procura, così è stato detto, no? Dalla Corte d'Assise, giusto? Questo benedetto server, noi, dice la Corte d'Assise della procura, non ve lo facciamo vedere, non ve lo facciamo consultare per motivi di privacy, legata a indagini in corso anche. Che risposta è, Edoardo? Non lo so, io credo che quella cosa potrebbe essere veramente facilmente risolta con un tecnico incaricato dal giudice, affiancato da un tecnico della difesa, per riestrarre dal server esclusivamente quelle intercettazioni. Non mi sembra un'operazione così complessa. Ma io vorrei solo una cosa, io ho ringraziato all'epoca il ministro della giustizia che ha mandato degli ispettori, è intervenuto al tribunale. Io rifarei un altro appello al signor ministro dicendogli gentilmente se i suoi ispettori che ha mandato vanno lì e ascoltano, visto che fanno parte della giustizia e non sono né i miei avvocati né gli avvocati di Rosa e Olindo, e di analizzare per bene queste intercettazioni mancanti. E se emerge qualcosa di farcelo sapere. Questo secondo me questa è una soluzione che si possa fare, no? Ecco, allora, sì, certo, perché anche noi non abbiamo risposta al momento, no, a tutti questi punti di domanda sulle intercettazioni mancanti, o no, Edoardo? No, perché sostanzialmente Però la risposta dobbiamo averla potendo esaminare. Scusami, Edoardo, dalla risposta si può avere solo in un modo, potendo esaminare gli originali. Gli originali anche tramite gli ispettori della giustizia, è quello che tramite una parte terza, non di parte. Né di parte di nessuno. Gli ispettori che ha mandato il ministro a buona fede, che li manda ad ascoltare e analizzare se emerge qualcosa di queste mancanti intercettazioni. Ecco, la stessa cosa, scusami Edoardo, a fianco due cose. La domanda è questa: allora, non c'è altra via, no, per risolvere le domande che vengono fuori dalla tua analisi sulle intercettazioni mancanti? Certo. Non c'è altro modo. Però bisogna sperare un'altra cosa, che non si faccia alla fine dei reperti che sono stati bruciati. No, questo è il server, non possono. Alla fine c'è una memoria, credo che ci sia una memoria interna, credo, no? Che immagino, che io non lo so, non sono esperto. Che conservi tutti. Però qui apriamo un altro capitolo abbastanza inquietante, mi sembra, Edoardo, quello dei reperti bruciati. Lo hanno documentato anche le Iene. Sono stati bruciati in maniera illecita poche ore prima che la Cassazione si pronunciasse, no? Di proposito, Edoardo, di proposito. Sì. Fidati, di proposito. Io come posso dire, io racconto fatti, no? Non voglio fare suggestioni, però è un fatto assolutamente certo e illecito che siano stati bruciati nonostante il divieto espresso di 2 giudici e poche ore prima che la Cassazione si pronunciasse in merito alla questione. No? Ecco, questo è un dettaglio. Dopodiché la Cassazione ha scritto nelle motivazioni: benissimo, gli esami si possono fare, ma i reperti erano bruciati. Questa è una cosa veramente inconcepibile che a me non è mai capitato di vedere in tutta la mia vita.
E poi, a margine di questo, viene fuori il 6 febbraio scorso, no? Che viene comunicato alla difesa di Olindo e Rosa che incredibilmente tra le cose non bruciate ne salta fuori una che è scampata tra i reperti. Uno scatolone che è stato aperto non si sa da chi, non c'è un verbale che ne attesti l'apertura, con dentro 5 buste, una tanica, 8 coltelli, una fila coltelli, un abbonamento, un mazzo di chiavi, un quinto plico con un cellulare, che tu hai risposto alle Iene, Antonio Monteleone, dici, non era quello di mia moglie. Non mi ricordavo, ho detto così, no. Perché io quello che mi ricordo, poi ne parliamo di 13, stiamo parlando di 13 anni fa, quindi le cose sono tante. E io mi ricordavo che lei aveva un telefonino libero, quelli che si aprivano, un Motorola, un Nokia che si apre, Sony Ericsson che hanno fatto vedere lì, non lo ricordavi. Edoardo, che storia è questa qua? Ma dicevo che l'unico verbale, cioè l'unico plico che fu aperto, che risultava aperto senza verbale, è proprio quello del telefonino. Chi lo abbia aperto, perché lo abbia aperto, quando lo abbia aperto, non si sa. E questa è una delle altre cose che la difesa credo che vorrà accertare. Però certo è una situazione che presenta ogni volta colpi di scena assolutamente senza precedenti. No? Questa è la singolarità di questo fatto. Adesso parlando piano piano delle cose mi sa che siamo arrivati a una ventina di cose adesso. Sì, ma ce ne sarebbero altre. Perché non abbiamo parlato di tante altre cose, ma non lo vogliamo neanche fare adesso in questa sede, perché tra un po' io vorrei aprire invece le linee per chi vuole intervenire. Ecco, vorrei soltanto chiarire il punto madre di tutta questa situazione. Edoardo, lo facciamo tra la morte di Valeria Cherubini. Questo è un altro punto che sicuramente è importantissimo. Lo facciamo tra poco perché è un'altra piccola interruzione. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43. Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
Ultima parte di Onda Libera, in studio con noi c'è Asus Marzucca, in collegamento abbiamo Edoardo Montolli, apriamo le linee e nel frattempo ricordo i numeri per chi vuole intervenire in diretta: 02 66 20 35 29. Per chi vuole mandare SMS o WhatsApp il numero è il 346 64 27 756. Edoardo, stavi dicendo un altro punto fondamentale per quanto concerne la strage di Erba è la fine della povera signora Valeria Cherubini, no? Sì, questo diciamo che non è uno dei punti fondamentali, questo è il punto fondamentale che certifica l'innocenza di Olimpo Romano e Rosa Bazzi, meno che non crediamo agli asini che volano, ovvero per fare colpevoli Olimpo e Rosa, i giudici di 3 gradi di giudizio hanno dovuto sostenere che Valeria Cherubini, colpita 43 volte, 8 dei quali i colpi le avevano fracassato il cranio, è salita per 2 rampe di scale senza perdere che minuscole gocce di sangue nel numero di 13, quindi i colpi che avrebbe subito non le avrebbero fatto perdere sangue come se il sangue restasse in equilibrio, e a quel punto, dopo aver fatto queste 2 rampe di scale con 43 colpi, il cranio fracassato e la gola squarciata e la lingua tagliata, una volta giunta sotto la finestra della sua mansarda, avrebbe sillabato la parola aiuto, sentita dai testimoni, e solo a quel punto, ricordo ancora, con la gola squarciata e la lingua tagliata avrebbe sillabato la parola aiuto, e solo a quel punto sarebbe morta perdendo tutto il sangue. Ora, si può sostenere qualsiasi cosa sulla colpevolezza e l'innocenza di una persona, ma non una fesseria del genere. Perché non dico che basti uno studente di medicina per smentire una cosa del genere, basta un ragazzino di terza media. Ma i giudici hanno sostenuto questa cosa qua, perché in altri casi Olinda Rosa sarebbero innocenti, perché se Valeria Cherubini fosse stata ammazzata di sopra, non sarebbe più potuta, gli assassini non sarebbero più potuti scendere dalla porta principale, per la ragione molto semplice che c'erano già sotto i soccorsi e sarebbero stati. Sì. E questo poi ci porta a un altro punto enormemente incredibile, no? Cioè che non sia stato visto nessuno attraversare la corte, visti i tempi alla mano, che non sia stato visto nessuno attraversare la corte dopo la strage, perché quello dice la sentenza. È l'analisi che ha detto adesso Edoardo che ti porta a far capire cosa ci faceva quella macchia di sangue della Cherubini nel corridoio di casa mia. Allora, abbiamo una telefonata 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire, per chi vuole mandare messaggi WhatsApp o SMS 346 64 27 756. Non so chi è caduto, se l'ascoltatore o Edoardo, che recuperiamo subito. Montolli è caduto la telefonata. Sentiamo l'ascoltatore, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Maria da Torino. Come sempre lei fa delle trasmissioni interessantissime sull'attualità anche, e io ricordo bene che lei ha trattato molto questo caso, e la cosa che mi aveva più colpito era stato l'interrogatorio fatto in ospedale al signor Frigerio, l'unico testimone rimasto in vita, poveretto, quando è stato possibile interrogarlo, e ne è stato possibile. E lui aveva detto, testuali parole, mi ha colpito un individuo molto alto, carnagione olivastra, capelli neri spioventi sulla fronte. Ora, siccome poi, sentendo tante trasmissioni, dicono che il primo ricordo è quello che conta quando si interroga un testimone, è quello più giusto, insomma, vicino alla realtà. E quando è stato tirato in ballo Olinda Romano, ma a me sembra che quel signore sia bianco, se non bianchiccio, stempiato e capelli neri spioventi sulla fronte, un cavolo fritto, proprio per niente, non c'entra per niente quel signore lì. E la cosa mi aveva colpito moltissimo. Oltretutto, recentemente in televisione avevo sentito, per caso, cercando notizie dal telegiornale, ero rientrata tardi, che c'erano delle persone in televisione che dicevano che sicuramente la strage l'avevano compiuta quei 2 poveretti che sono in galera, Olinda Romano e la Rosa Bazzi. E quello mi aveva anche ulteriormente colpito. Dico, ma come fa la gente a essere così superficiale? Grazie per tutto quello che fate.
Buongiorno. Allora, c'è un'altra telefonata, la passiamo subito, 02 66 20 35 29, per i messaggi 346 6427 756, anche WhatsApp o SMS. Pronto? Sì, Giulio, sono Walter. Buongiorno a te, Walter. ai tuoi ospiti, Edoardo e a tutti. Una Grazie, cosa, ma buongiorno. questa indagine che tu hai sempre trattato, anche Montolli al massimo, cioè con una chiarezza che quasi un bambino farebbe fatica a non capire, io la inserisco nel contesto di questi casi relativi alla magistratura e ai giudici. E qui a un certo punto bisogna anche pensare che ci possano essere delle connivenze, non far male a Tizio, non far male a Caio, perché se 26 giudici o 26, da quello che ho capito, 26 giudici hanno tutti tratto la stessa conclusione, com'è possibile? Cioè un dissenso nel mondo c'è sempre. Lì non c'è stato dissenso da parte dei giudicanti. Allora, non ci può essere perché è talmente, non so come dire, è lo solito discorso dell'algoritmo, non sbaglierebbe per nulla, perché l'algoritmo ti direbbe ma che stai scrivendo? Cioè, qui è evidente che non sono questi due uomini, queste due persone. Ma non lo so, ecco, è un dubbio che mi c'è nella testa. Grazie. Grazie anche a te. Edoardo. Sì, io vorrei rispondere questo dettaglio qua sulla domanda, che in ogni errore giudiziario hanno sbagliato più o meno lo stesso numero di giudici, anche un numero superiore di giudici. Visto che i gradi di giudizio sono 3. Sì, due cose vorrei spiegare all'ascoltatore. Io ho scritto 2 anni fa un pamphlet che si chiama Giustiziopoli, nel quale ho raccontato come negli ultimi 50 anni tutti i casi mediatici sono finiti con una condanna, eccezione fatta per la vicenda di Perugia, dove comunque per la soluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, dove comunque un colpevole c'era già. In tutti gli altri casi, se noi andiamo a vedere i dati della Corte di Strasburgo, l'Italia risulta essere il paese occidentale di gran lunga più sanzionato per errori giudiziari derivanti da violazione della seconda parte dell'articolo 6 sui diritti dell'uomo, ovvero le violazioni del diritto di difesa. E sono così tante queste violazioni dei diritti di difesa che la Corte Costituzionale, con la sentenza 113 del 2011, stabilì che in caso di ulteriori violazioni e ulteriori condanne dell'Italia per violazione dell'articolo 6, il processo potesse essere ricelebrato. Ecco, questo è un dettaglio che bisogna tenere a mente. Cioè, mentre noi vediamo dai processi mediatici una magistratura sostanzialmente infallibile, una magistratura inquirente infallibile, dal resto dei casi che non sono noti e non finiscono in prima pagina sulle cronache dei giornali, la magistratura risulta invece estremamente fallibile. Certo è che non si capisce come mai ci sia questa profonda discrasia tra le due situazioni. Allora, Azuz, c'è un ascoltatore, Massimo, che scrive: rispetto ai diritti di Azuz, tuttavia distinto, ritengo che il suo attivismo confuso non giovi alla causa. Io non so dove sia la confusione, perché a me mi è sempre sembrato che tu invece stai ponendo delle questioni precise, sono quelle di cui poi ha parlato anche Edoardo. Un altro ascoltatore, Rao, scrive via WhatsApp: una cosa che non ho capito, esisteva un'eredità intestata a Raffaele e quindi al piccolo Youssef, tuo figlio. Domanda l'ascoltatore. E io aggiungo questo, perché so che nell'occasione del tuo rientro Pietro e Beppe Castagna hanno detto: questo si muove solo per soldi, solo perché ha in mente i soldi, che sinceramente li ho avuti quando sostenevo che Rosario Lindo erano i veri colpevoli della strage. In che senso? In che senso? Che ero sempre in ricercato per dire, quando ho cambiato rotta, ho iniziato a capire bene cosa era successo veramente, lì non li prendo più. Questo per far chiarezza a certe persone che mi hanno fissato anche un prezzo di base di 30.000 euro, credo. Io i 30.000 euro non li ho visti. Tanto meno qua,
questo te lo posso garantire, questo è evidente, è chiaro. In ogni caso, Edoardo, anche questa cosa, diciamo, della ribalta mediatica di cui parlava prima Azuz, ci scrive intanto un altro ascoltatore: Luigi mi dà tanto di sentenza preconfezionata, se le indagini prendevano un'altra via, ad esempio quella straniera, chissà cosa sarebbe successo. Però questo ascoltatore Luigi mi dà l'occasione di chiederti una cosa. Tu prima, tu eri in Tunisia i giorni della strage, i giorni prima. Prima di partire, ma tu, perché era venuto fuori per esempio che tua moglie Raffaella, risulta agli atti, no, Edoardo, era stata avvicinata da un personaggio, da una macchina che le avrebbe detto, qualcuno su quella macchina le avrebbe detto stai attenta, insomma l'avrebbe messa in guardia per una serie di cose. O sbaglio, Edoardo, era venuto fuori anche questo, no? E poi dopo che tu sei stato accusato ingiustamente a caldo, no? Ma poi si è capito subito il giorno dopo che tu eri via, no? Però è sempre stato detto, insomma, però lui era uno spacciatore, trafficava droga, per cui, no, è una vendetta contro di lui. Ecco, tu nei giorni prima, adesso ne avevamo già parlato di questa storia della droga, perché secondo me, io ho sempre detto, se fosse una questione di questo genere uno non parla più, tantomeno a distanza di anni, sta zitto perché non gli conviene, no? E lascia che in carcere ci siano 2 persone condannate già, quindi non riapri i giochi uno che ha da temere qualcosa, perché se ha fatto fare quella brutta fine agli altri, figurati se uno adesso riapre il capitolo, cosa gli fanno fare a lui, no? A naso, a lume di naso. Però il discorso che volevo fare era questo qui. Il fatto appunto che tu sia stato poi identificato come, appunto, ti lascio commentare, uno che comunque gli fanno la vendetta contro, il fatto che tu sia stato dipinto appunto come spacciatore e via dicendo, al netto di questo te lo lascio commentare, lo hai già precisato, ma tu prima di partire avevi avuto la sensazione che qualcosa non andava per fare una strage, una cosa così grossa, così terribile, come quella lì? C'era qualcosa nell'aria o no? Non c'è niente, non c'è nulla, perché alla fine sia io che la Raffaella, dopo che sono uscito dal carcere, io gli ho detto: guarda, io non voglio più stare qua, cosa ne dici se ci trasferiamo giù in Tunisia a vivere tutto? E era deciso che il giugno del 2007 noi dovevamo partire per la Tunisia, mettendo a casa di Erba in affitto e poi aprendo un'attività in Tunisia, tutto questo discorso poi. Però vorrei precisare ancora, guarda che col mondo della droga io non ho mai centrato. I miei familiari sì, te l'ho detto, i miei familiari spacciavano, ma io non ho mai spacciato, che sia ben chiaro, e per questo io sto chiedendo la revisione del mio processo di droga, così se viene la parola fine di descrivermi per quello spacciatore che alla fine è una vendetta trasversale contro di me, perché ho fatto magari qualche sgarro a qualcuno, perché io non ho mai fatto sgarri a nessuno e vado in giro tranquillamente senza temere nulla e senza temere nessuno, perché io fa parte anche del mio carattere, che io non ho paura di niente e di nessuno alla fine, punto e basta. Se forse, come sostengono queste persone qua, che c'è una vendetta contro di me, io sono qua in Italia, chi vuole vendicarsi ancora, io ci sono. Non ti sembra convincente, Edoardo, il discorso, il ragionamento? Non lo so, io so solo che io ho letto le carte che hanno portato Azuz la seconda volta in prigione e quindi hanno portato successivamente all'espulsione. E ad Azuz effettivamente furono contestate sulla base della testimonianza di una sola persona o 2 su diverse decine pochissimi episodi di spaccio, ma veramente sparuti rispetto alle migliaia che venivano contestate a tutto il resto del gruppo. Dove non c'è neanche nulla, neanche né foto, né video, né niente. Lui. Ecco, questo è. No, Edoardo, tu sì, però hanno espulso Azuz. C'è stata una foto? C'è stata una chiamata, una intercettazione? No, infatti io sto dicendo quello che ho letto nelle carte. E tutti gli altri, come erano? Avevano tutto su di loro, giusto o no? I miei familiari.
tutto, foto, video, intercettazioni. E come mai io non hanno niente contro di me e mi hanno condannato a 13 mesi? Adesso io racconto, come dico, io non faccio suggestioni, ma racconto quello che effettivamente è negli atti. Okay. E negli atti c'è scritto questa cosa, e questo è un conforto, che è quantomeno anomala, no? È un conforto per me questo, quando un giornalista è una cosa da tenere in considerazione, o no? Che dice una cosa che ha letto nelle carte alla fine. Hai letto le carte e hai capito, perché sei una persona intelligente che leggi anche le carte prima di esprimersi. E tu, esprimendoti oggi dicendo che non c'è nulla contro di me, è già una soddisfazione per me personale. Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Chi vuole intervenire può farlo direttamente tramite la telefonata allo 02 66 20 35 29. Intanto c'è un ascoltatore che dice semplicemente: ma perché sono ancora in carcere quei due quando è palese che è tutto assurdo? E un altro, Gioan, che pone un'altra domanda: è stata fatta un'indagine patrimoniale sulle figure coinvolte nel caso? Cioè andare a guardare i patrimoni dei soggetti, alcuni dei quali abbiamo citato, attivismo di alcuni e sonno profondo della Guardia di Finanza, attivismo di alcuni carabinieri e sonno profondo della Guardia di Finanza. Indagini patrimoniali non ne risultano, mi sembra. No, io voglio ribadire, le indagini sono state svolte a senso unico, Olindo Romano e Rosa Batti. C'è anche la mia di famiglia, Edoardo, c'è uno scritto che chiunque può reperire su internet, uno speciale sul sito del settimanale Oggi, c'è il capitolo 6 nel quale, che si chiama appunto le indagini a senso unico. Le indagini sono state svolte a senso unico su Olindo Romano e Rosa Batti, e su questo lo posso affermare senza tema di smentita. Allora, ecco, un'altra cosa, tutti si chiedono come mai siano ancora in carcere. Vorrei ricordare che siamo nel 2019. Nel 2008 il clima non era esattamente questo. Nel 2008 io ero un giornalista che andava a caccia di notorietà per il resto della stampa. Cioè, come se andare contro le tesi di un'intera procura e contro l'opinione pubblica di tutta l'Italia fosse una sana ricerca di notorietà e non una corsa verso il suicidio. Ok? Io vorrei precisare questo, che io sulla vicenda non ho avuto nemmeno una querela, nemmeno una citazione in civile, ma tutte queste cose erano nelle carte. Il problema è che nessun altro si guardava le carte. Questa è la problematica. Io e Felice siamo stati trattati nel 2008 come degli psicopatici, come gli artefici della ritrattazione di Olindo e Rosa. È vero. Questo è il cortocircuito che c'è stato nella stampa. Ma lo ricordo benissimo questo. Allora, Giusi scrive: tutte queste anomalie fanno pensare a un complotto, della parola. Perché il signor Castagna con tanto dolore ha voluto disfarsi il giorno dopo della macchina della moglie portandola al convento delle suore di Albese? Quella macchina è stata controllata e la domanda va direttamente a Edoardo. No. Allora, non è il giorno dopo, è qualche giorno dopo. No, la macchina non è mai stata controllata, 3 giorni. Ma ribadisco, i Castagna, quello che ho sempre scritto, sono liberi ed erano liberi di fare ciò che volevano. Il problema è quello che hanno fatto i carabinieri, cioè se il comandante dei carabinieri di Erba dice in aula che era stata intrapresa la pista familiare, non si capisce perché poi non abbia fatto emergere le contraddizioni che erano macroscopiche. Per quello che riguarda la Panda, i carabinieri sapevano perfettamente che quella sera la Panda era stata utilizzata da Pietro Castagna, perché ce l'avevano nei verbali dei Castagna. Però la Panda viene lasciata andare e nonostante i mezzi dei Castagna, in particolar modo, anzi esclusivamente la Lancia K di Carlo Castagna, fosse stata messa sotto intercettazione. E perché viene messa solo sotto intercettazione la Lancia K? I carabinieri scrivono che la Lancia K era in uso a Carlo Castagna e Paola Galli, ma loro sanno invece perfettamente che Paola Galli, lo sanno dai verbali degli stessi Castagna, era proprietaria della Panda. Perché scrivono che lei utilizzava la Lancia K e quindi va intercettata la Lancia K? Sanno benissimo che c'è anche la Panda, di cui lei è unica proprietaria, però quella la lasciano andare. E andrebbe tutto benissimo se non fosse
che il comandante dei carabinieri in aula dice di aver intrapreso la pista familiare. È questa discrasia che non torna. E poi anche questione del rientro, di non rientro, che era a casa, non a casa, poi è arrivato è tutto un io ho casino di risposto contraddizioni sulla questione della Panda, no? Ecco, e altri. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Giulio? Sì, buongiorno. Tocca a me, buongiorno, sono Giorgio. Senti, abbiamo approfondito molto le ragioni per cui non sono loro, ma si sfiora sempre un argomento e non lo si tocca mai. Chi può essere stato se non sono stati loro? E poi, a livello locale, molto probabilmente c'è stato un grosso intervento per cercare di coprire qualcuno, per cercare di non far emergere qualcuno e le responsabilità di qualcuno. E poi è possibile che probabilmente dopo nell'inerzia giudiziaria, passando da Como e arrivando fino a Roma alla Cassazione, ci sia stato il grosso, purtroppo nefasto intervento dei media che hanno fatto sì che non si potesse più cambiare l'impostazione iniziale e si dovesse mantenere l'impostazione data per non far fare brutte figure a tutto il settore, a tutta la trafila giudiziaria. Grazie. Edoardo. Se io sapessi chi è stato avrei scritto, no? Certo. Purtroppo no, cioè, questo sicuramente non avrei timore di dire, se avessi una prova concreta, chi è stato. La seconda cosa, l'attività dei media tutta a senso unico in una prima fase, io l'ho spiegata all'inizio di questa trasmissione, è dovuta al fatto che nessuno sapeva cosa in realtà era successo, nessuno aveva visto gli atti, tant'è che ho detto, io e Felice Manti scriviamo a novembre del 2007, un anno dopo che Frigerio, quando si è sbagliato, ha riconosciuto una persona olivastra. Questo è il vero problema, cioè che un processo è stato dato per chiuso dalla stampa senza che la stampa avesse consultato gli atti. Ma questo perché? Perché c'era un testimone oculare, c'era una macchia sull'auto, questo è quello che attestavano sostanzialmente almeno i verbali, e c'era soprattutto una confessione. Il caso è stato dato per chiuso subito. Questo è stato il cortocircuito. Edoardo. In un altro caso molto celebre, di moltissimi anni fa, la vicenda del mostro di Foligno, quando una persona di Melegnano, confessò di essere il mostro di Foligno e gli inquirenti si accorsero che non era lui, affrontando una figuraccia mediatica totale, perché ancora oggi lo si ricorda, però decisero di tornare indietro, finché poi arrestarono, purtroppo dopo il secondo delitto, Luigi Chiatti. Allora Edoardo, c'è un ascoltatore che la pensa come la pensò all'epoca Don Gino Rigoldi e scrive: pace all'anima sua, ma è impossibile perdonare gli autori di una tale carneficina il giorno successivo. Il perdono di Erba è anche un libro che mette in bellissima luce, tra l'altro, il nostro ospite di questa mattina, Azul Mazzucchi. No, ormai sono abituato. Ma appunto. E comunque sì, questa è un'altra cosa che colpì molto l'opinione pubblica, no? Fino a un certo punto, perché poi divenne anche un altro elemento caratteristico di questa narrazione complessiva della storia, il perdono, giusto? Il perdono è ovvio che tu lo dai se uno è colpevole, per cui automaticamente dici che quello è colpevole. Sì. O no? Sapendo chi è il colpevole. Perché La domanda è rivolta a me, io non voglio entrare. No, certamente. Era una considerazione ulteriore rispetto ai fatti, è una considerazione, non sono fatti. Perché ti faccio io la domanda, Edoardo. Il fatto è il perdono. Il fatto è il perdono. A me sembra assolutamente fuori dalla normale reazione di qualunque persona. Qualunque persona non può perdonare dopo qualche ora, non sa neanche chi è stato a quell'ora lì, oppure perdona chissà che è stato. Ma come posso dire? Oppure lancia un messaggio, ma non so a chi. Io non voglio entrare nei problemi di coscienza delle persone, come posso dire, infatti, non costituisce un indizio in un modo o nell'altro. Io credo che se una persona si è sentita di dire una cosa del genere, di dire dopo un processo lungo alla fine, dire una cosa così, cioè, deve essere una cosa lunga che tu cerchi di, non lo so, la tua serenità di poter perdonare una persona, ma senza sapere, come ha detto Giulio, chi è stato, prima già che sapendo chi è stato che perdoni, ti fa fare parecchie la rovescio domande. su di te, no? Tu adesso perdoneresti? Oggi, Io no. a distanza di Ma 13 lui, anni. un attimo, lui ha perdonato degli assassini che hanno sterminato una famiglia su 3 gradi, che sono nipoti, figlia e moglie.
nell'arco neanche di 12 ore, 14 ore. Subito col perdono è partito, no? Io che ero sposato con la Raffaella dal 2003 fino al 2006 non fu mai perdonato. Effettivamente. E tu oggi E finora non sono perdonato dalla famiglia Castagna, per dire. È un perdono, diciamo, a singhiozzo, non lo so, vabbè, comunque ognuno perdona a modo suo, non mi viene da dire, no? Come parafrasando Tolstoi, ognuno perdona a modo suo, Edoardo. Sì, però ho detto appunto, io non entro nel mio, c'è un'osservazione curiosa questa di Arduz. Però ribadisco, sono elementi su cui si potrebbe discutere per giorni, per mesi, sul perdono o non perdono. Quello che ci interessa alla fine è la giustizia. Io dico solo questa cosa, quello che mi interessa è quello che sto facendo io con i miei avvocati, quello che stai facendo tu e quello che sta facendo Giulio, e far chiarezza su questa vicenda e di ottenere, nella speranza di ottenere un riesame di un processo dove trova due, marito e moglie, non so come chiamarli, dentro il carcere per una cosa che non hanno commesso. Questa è una mia convinzione, io sono convinto al 1000% che Rosa e Lundi sono strani ai fatti. E quando hai visto le due... Ma io ribadisco che Olindo e Rosa siano estranei ai fatti, lo certifica la morte di Valeria Cherubini. Ma parecchie cose, non può essere un'opinione. parecchi sono questa, cioè, a meno che non vogliamo credere che una persona faccia quello che hanno scritto i giudici di 3 gradi di giudizio, cioè che in apnea, perché non c'è sangue né nello stomaco né nei polmoni, una persona in apnea con 43 colpi in corpo, con il cranio fracassato, la lingua tagliata e la gola squarciata, salga per 2 rampe di scale in apnea, e sempre in apnea, senza digerire il sangue, senza respirarlo, perché non c'è, ribadisco, né nello stomaco né nei polmoni, sillabi la parola aiuto prima di morire. Ma questo hanno scritto i giudici, questa è una follia. Questa è una follia. Questa è follia. Ma e qui non siamo ascoltami, scusa Edoardo, i giudici, parliamo chiaro, i giudici erano 2 alla fine, tutti gli altri sono giudici popolari, sono 2 quelli che decidono, erano, no? Se non mi ricordo male, gli altri sono... Gli altri sono, certo, gli altri sono giudici. Non sono in grado di fare... Quando dicono loro 36 giudici hanno condannato Olindo e Rosa, no, precisiamo, non sono 36, sono 6 o 10 o al massimo. Un dettaglio a questo proposito, no? A 2 anzi, se possibile, se me lo consenti. In sentenza della Corte d'Assise di Como io ho riportato di cose che non esistono agli atti. Cioè i giudici che cosa scrivono? Che era molto sospetto che Olindo Romano e Rosa Bazzi non parlassero nei giorni immediatamente successivi alla strage della strage, differentemente da tutti i vicini. Questo lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Como. Che cosa significa? Che i giudici della Corte d'Assise di Como non hanno ascoltato le intercettazioni di Olindo e Rosa e non hanno guardato i brogliacci, perché altrimenti si sarebbero accorti che le intercettazioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi spariscono dal 12 al 16 dicembre. E questo riporta ancora una volta che già era prescritta la condanna di Rosa e Olindo. Ma soprattutto riporta il fatto che i giudici della Corte d'Assise lessero i giornali e guardarono la TV e non guardarono e non lessero gli atti. Questo è il primo fatto. C'è un altro fatto che viene riportato in sentenza e che non sta in piedi. E cioè i giudici dicono come motivo di sospetto, dicono come facevano Olindo Romano e Rosa Bazzi a sapere che quella sera Paola Galli era arrivata con la Lancia K e non con la Panda? Bene, se i giudici avessero ascoltato le intercettazioni di Olindo e Rosa, fermo restando che è pacifico che lo sapevano tutti in quella corte, si sarebbero accorti da quelle intercettazioni che l'argomento Lancia K, Panda, era argomento quotidiano di discussione tra tutti i vicini, compresi Olindo e Rosa, che ne parlano proprio con i vicini. I giudici non hanno ascoltato quelle intercettazioni. Ma la cosa delirante è che nella trasmissione Quarto Grado questo elemento è stato portato ancora come elemento di sospetto. Ciò significa che le persone che hanno sostenuto questa tesi, e cioè che Olindo e Rosa non potevano sapere che Paola Galli era arrivata quella sera con la Lancia K, cioè quei giornalisti nemmeno loro hanno ascoltato quelle intercettazioni, però si prendono la briga di informare l'opinione pubblica
sul caso, senza sapere nulla del caso. Allora, è una cosa veramente... Ma loro no, sostengono tutt'altro, che hanno letto benissimo le carte. Quarto grado hanno letto, hanno approfondito, e noi stiamo parlando così. Noi che ci siamo svegliati al mattina dopo a credere che non sono loro gli autori, ma loro li hanno letti insieme ai giudici. Allora, abbiamo una ultima telefonata perché poi dobbiamo chiudere. Pronto? Sì, Pronto? Paolo Varese, ciao. Buongiorno Paolo, prego. No, una cosa, ma io proprio sto parlando, ragazzi, da uomo della strada, di quello che può avere percepito a secondo delle interviste, a secondo di quello che è stato sui giornali, insomma un po' spizziche boccone, così, per sommi capi. Ok, dato assodato che comunque non sono stati quei due disgraziati lì, poi ho visto che le interviste, insomma, era una roba... Ma dall'altra parte l'opinione pubblica dice, beh, però è impossibile che venga massacrata cioè un delitto del genere senza avere un minimo di sospetto di chi possa essere stato, cioè perché sono le persone normali. Allora l'opinione pubblica dice, beh, però Azzuz, con tutto rispetto, visto che ha avuto un passato con un, diciamo, un po' burrascoso per quanto riguarda determinati traffici, può darsi che sia collegato a lui e gliel'abbiano fatta pagare per qualche cosa. Quello che dicevamo perché prima. Non hanno seguito quel filone? E Azzur magari poi, se mi siete, magari lui lo sa già, ma perché non indirizza le indagini su quel filone lì per trovare una perché verità? Perché non ho mai centrato nulla con il mondo dello spazio. Ne abbiamo parlato anche prima. Se lei vuole credermi. Allora, dobbiamo salutarci qua. Edoardo, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordo che è disponibile la versione aggiornata del tuo libro, Il Grande Abbaglio, in versione ebook, facilmente rintracciabile online. Ringrazio anche Azzuz Marzucca, naturalmente, che è stato con noi. Grazie a te, grazie a tutti. Ci sono, credo, delle novità anche di cui parlerai, Edoardo, ce l'hai anticipato prima, perché sei andato avanti a studiare la questione, gli atti, i documenti. Grazie ancora. Grazie a a Edoardo voi. Marzucca e a Edoardo Montolli. Un saluto a tutti. Grazie Edoardo. Ciao ciao. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque.